Come primo effetto, le sardine hanno già spaccato la politica trevigiana, divisa tra scettici e sostenitori. Nella prima categoria il sindaco Mario Conte, che su Facebook ha denunciato pubblicamente di essere stato insultato da alcuni partecipanti al flash mob che sabato sera in piazza Borsa ha portato qualche migliaio di trevigiani, 5.000 secondo gli organizzatori. Conte non boccia l'iniziativa in sé, ma dà un consiglio alle sardine. Io credo che se il Movimento delle Sardine vuole avere il risultato al quale puntano, devono comunque liberarsi anche di tutti quegli squali del Partito Democratico che sono andati in piazza solo per fotografarsi e cercare di cavalcare questa nuova onda che è stata fatta nascere da questi ragazzi. E proprio il PD risponde a stretto giro di posta. Ci fa sorridere, non era una manifestazione del Partito Democratico, era una manifestazione di tanti cittadini. Se il sindaco è un po' un sindaco re sole, diciamo così, che pensa che tutti i trevigiani girino attorno a lui, mi dispiace deluderlo, i motivi della manifestazione erano altri e non è stato insultato. In mezzo il presidente Zaia, che prende atto della mobilitazione. Io penso che in democrazia tutti possono andare in piazza a manifestare, protestare e lo fanno nel rispetto delle regole. E le regole sono il rispetto degli interlocutori e delle controparti, punto. Le piazze sono di tutti. Sullo sfondo della polemica politica resta una piazza gremita, senza bandiere e simboli di partito, fatta per lo più di canti. Certo, lo slogan scelto, quel Treviso non si lega, è comunque un messaggio chiaro. Treviso non si lega! Sicuramente dopo stasera è una città che ha un nuovo modo di essere raccontata e non solo più il racconto di una delle città dove più queste politiche di odio e di insulti e di populismo sono insidiate. Nel frattempo le sardine trevigiane continueranno la mobilitazione online.